È stata un'indagine complessa quella che ha portato il Nucleo Carabinieri Forestale di Mestre a un'importante azione antibracconaggio lo scorso 27 gennaio tra le province di Padova e Venezia. A tale operazione hanno collaborato i Nuclei Carabinieri Forestale di Padova, Portogruaro, Vittorio Veneto Asolo, del Monte Grappa e il Nucleo Carabinieri CITIS Venezia, impegnati dall'alba a notte fonda. L'operazione ha portato alla denuncia a piede libero di 4 persone alle autorità giudiziarie di Padova e di Venezia. Uno tra loro, un 77enne privo di licenza da caccia, è stato sorpreso mentre rientrava nella sua abitazione. A bordo della vettura con cui stava rientrando si trovavano centinaia di esemplari di avifauna cacciati di recente. Non aveva nessun documento di tracciabilità e, a quanto ha riferito, tali esemplari provenivano da un'azienda faunistico-venatoria situata poco distante. Nell'abitazione del 77enne perquisita è stato rinvenuto un locale attrezzato per la lavorazione delle carni. Altre attrezzature sono state rinvenute all'interno di un capannone, inclusi frigoriferi e congelatori, contenenti esemplari già confezionati ed altri in lavorazione. Oltre a munizioni, in numero ben superiore al consentito. Al termine dei controlli sono state sottoposte a sequestro probatorio le attrezzature e il capannone, oltre a 3 fucili, 11.000 munizioni e materiale utile per le indagini. In supporto sono giunti i veterinari dell'ASL di Padova e un esperto ornitologo. Mentre si stava procedendo alla perquisizione è giunto un 46enne cacciatore per consegnare una cinquantina di alzavole da spiumare ed eviscerare. I controlli sono stati estesi anche a suo carico. Presso la sua residenza nel Veneziano sono state rinvenute munizioni in numero superiore al consentito, oltre a documentazione riconducibile a un'attività illecita. I controlli sono inoltre stati estesi anche all'azienda faunistica venatoria, citata dal 77enne, dove è stata raccolta la documentazione relativa alle indagini e dove sono stati sottoposti a sequestro 3 fucili da caccia e 8.500 munizioni custodite in maniera non idonea. Il legale rappresentante dell'azienda è stato quindi deferito a piede libero all'autorità giudiziaria. L'esperto ornitologo, tra i circa 1.400 esemplari di avifauna sequestrati, ha individuato una decina di esemplari appartenenti a specie protette non cacciabili, oltre a un esemplare di moretta tabaccata, una specie protetta dalla Convenzione di Washington. Si ipotizza per i denunciati il concorso nei reati di macellazione clandestina, ricettazione, detenzione e vendita di specie non cacciabili e violazioni alla normativa che regolamenta la corretta detenzione e custodia d'armi, munizioni ed esplosivi. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.